Oggi abbiamo inaugurato finalmente l'Arco di Calafato, sito in via Oblati, un'opera importante per il nostro centro storico. A tal proposito colgo l'occasione per ringraziare prima il mio ex assessore Francesco Picarella, che ha avuto l'intelligenza e l'intuizione di reperire delle somme dalla tassa di soggiorno, è stato anche bravo anche nelle economie e quindi portare avanti questo iter burocratico sin dall'approvazione in giunta fino agli uffici tecnici. Poi naturalmente ha continuato il mio assessore Gerlando Principato come ufficio delle infrastrutture del nostro comune, e un ringraziamento particolare va anche a Gabriela Costantino, che ha curato tutta la parte scientifica. Abbiamo voluto anche mettere una tabella proprio accanto all'arco, dove c'è, oltre a una piantina del centro storico e una descrizione sommaria della storia dell'arco, naturalmente c'è un QR code dove il turista potrà attingere tutte le notizie che sono state poi messe in una brochure, ed è tutto realizzato in 6 lingue sia scritte che audio. Quindi è qualcosa di veramente importante, e finalmente anche quest'angolo della città è stato riqualificato.